Comunità del Veneto avverso il Comune di Caorle e le Poste Italiane SpA per l'annullamento sospensiva del provvedimento del Comune di Caorle, protocollo numero 13666 del 1304/2018, il dirigente del settore politiche territoriali, recante il diniego della richiesta di ampliamento di concessione dell'occupazione di spazi alle pubbliche e di tutti gli altri presupposti preparatori connessi e conseguenziali. Il Comune di Caorle, nato dalla giunta comunale numero 139 del 21 giugno 2018, ha deliberato di costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e tutelare gli interessi dell'ente sulla scorta delle seguenti considerazioni. 1. Il pubblico esercizio di cui è titolare la ricorrente risulta dotato di uno spazio pubblico di metri quadrati 69,68 e quindi di dimensioni non esigue. 2. L'ampliamento richiesto è del 50% rispetto a quello già in concessione. Punto 3. L'interesse pubblico da tutelare non è solo quello di garantire il regolare svolgimento dell'attività del servizio postale, ma anche quello della funzione dei luoghi a cittadini e residenti in ambiti di particolare interesse come il centro storico. Il Tribunale, con sentenza numero 742 del 2018, ha accolto ricorso all'annullamento del provvedimento comunale di diniego emesso il 13.04.2018 e condannato nel contempo il Comune di Caorle al pagamento delle spese di vite liquidate in euro 2000, oltre ad accessorie leggi e istituzione del contributo unificato per un totale presunto di 5.000,42 euro. La soccombenza del Comune di Caorle è riconducibile al fatto che, ad avviso del TAR, il provvedimento impugnato risulta illegittimo in quanto la società ricorrente ha limitato la richiesta di ampliamento della concessione di spazi alle pubbliche alle sole ore serali, durante le quali l'ufficio postale del Caorle è pacificamente chiuso sia al pubblico che al personale dipendente, perché nessun pregiudizio al servizio postale poteva essere ravvisabile. Si rivela il diniego espresso dall'amministrazione comunale, si supportava una comunicazione delle Poste Italiane e assumeva come presupposto un parere espresso dalla Polizia Municipale, dal quale poteva dedursi un impedimento alla tutela del centro storico e un'esigenza di garanzia della fluidità, quindi maggiore sicurezza della viabilità, posto comunque carattere fortemente discrezionale e giudizio sospeso alla commissione di suolo pubblico che escluderebbe decisioni vincolanti nell'esistenza del sacrificio per l'interesse economico del richiedente che già disponeva di uno spazio pubblico in concessione della Comune. In merito alla seconda sentenza, da cui origina il debito, il giudice di pace di Pordenone, con sentenza numero 4 2017, ha accolto il ricorso proposto dai signori I.D. e B.R. e per l'effetto ha annullato verbale di contestazione numero 26695/S/15 emesso dalla Polizia Municipale di Caorle, ponendo a carico il Comune soccombente le spese di vite di CT complessivi euro 6.430,55. La soccombenza del Comune è riconducibile al fatto che il suddetto verbale di contestazione guida in stato di ebbrezza si basava su un'analisi chimico-tossicologica del sangue del conducente che aveva evidenziato uno stato di ebbrezza. Tale analisi, effettuata a seguito di prelievo presso il pronto soccorso di Portogallo, a seguito di istanza giudiziaria di ripetizione tramite CPT, effettuato dal contravventore, si rilevavano errati, in quanto successivi prelievi sulle provette a tempo depositate e custodite per controanalisi non confermavano la presenza di alcol nel sangue. È evidente che, come sempre, dichiarato la Polizia Municipale attraverso la quale il Comune ha svolto la propria difesa del giudizio, la procedura sanzionatoria posta in essere al comando di Polizia Municipale è stata innata dovuto ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 186 del codice della strada, pertanto non soggette alla discrezionalità della pubblica amministrazione, considerato che nei riscontri degli organi sanitari risultava un tasso di alcol nel sangue di valore superiore a quello legalmente ammesso. A tale conclusione è giunto anche l'organo giudicante che nella sentenza ha dichiarato: di certo il Comune di Caorle si è affidato alle risultanze dell'istituto di tossicologia e quindi non può essere considerato responsabile dell'emissione del verbale di contestazione impugnato, ma è anche vero che non possono essere addossati oneri al cittadino. È fatto
valere fondatamente e fino in fondo le proprie ragioni. In conseguenza di quanto esposto, si impone per l'amministrazione l'onere di agire per i VAS presso l'azienda sanitaria che ha evidenziato circostanze fuorvianti ai fini dell'emissione del verbale di contestazione impugnata. Dato atto che gli oneri derivanti dalle sentenze sopra descritte rientrano nelle fattispecie di debito fuori bilancio di cui l'articolo 193,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000, realizzata quindi la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei prodotti fuori bilancio quantificati nella somma omnicomplessiva di 11.472,55, visto l'articolo 194 del 2167/2000. Dato atto che l'argomento è stato definitivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 26/07/2017, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visto l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione espresso in data 26/07/2018, ai sensi dell'articolo 239,1 bis del decreto legislativo 267/2000, considerato che l'articolo 23,5 della legge n. 189/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo dalla competente procura della Corte dei Conti. I pareri di regolarità contributiva espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3 del regolamento dei conti interni in merito alla presente proposta di deliberazione, quanto sopra espresso si chiede al Consiglio di deliberare di riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio come premesse individuati, motivati e descritti per un totale di euro 11.472,55 derivanti dalle sentenze richiamate che risultano esecutive per l'amministrazione. Del reato che la spesa assicurata copertura nel competente capitolo del bilancio 2018, di demandare al responsabile del settore segreteria, affari generali e l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata delle sue richiamate sentenze, riconosciute con il presente atto, e di indicare il medesimo funzionario di agire di base presso gli organi sanitari competenti per il rimborso della spesa di euro 6.430,55 dalle motivazioni sopra esposte. Trattenere il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 23,5 della legge n. 289/2002 alla competente procura delle Corti dei Conti. Grazie Assessore Barbaro, ci sono osservazioni? Capogruppo Miolo. Grazie Presidente, grazie Assessore. Una domanda, cioè nel senso che è chiaro che delle due sentenze, insomma, una sembra abbastanza chiara, c'è una sorta di responsabilità da parte dell'ASL e l'amministrazione si rivarrà quindi debitamente poi con l'azienda. Però per quanto riguarda l'altra questione, è una questione che apre a degli scenari per cui vale la pena forse fare qualche riflessione, nel senso che chiedo all'amministrazione se intende impugnare questa sentenza, quella che fa riferimento al plateatico, oppure se intende invece accettare le motivazioni che vengono così riportate in sentenza. Questo perché è tutto ovvio che se accettiamo le motivazioni di questa sentenza si apre uno scenario che costituisce un precedente per cui l'amministrazione probabilmente anche a venire a fronte di alcune domande dovrà tenere in considerazione quella che è stata la posizione appunto si prende in sentenza. Quindi a fronte delle tre motivazioni che venivano in qualche modo invocate dall'amministrazione, qui ci si dice no, non sono sufficienti per poter esprimere un diniego, il che significa che in riferimento ad una pianificazione più ampia, comunque una gestione di quello che è il problema dei plateatici, bisognerà tenere in considerazione questo tipo di sentenza. Quindi la domanda era questa: si intende impugnare la cosa oppure dobbiamo
pensare che vada invece forse la pena di ripensare e riprogrammare un attimino tutta la struttura di assegnazione con dei criteri, magari prendendo in considerazione anche di questa ultima visione per l'assegnazione dei patriarchici del centro storico. Spero di essere stato chiaro per la domanda. Grazie. Grazie, capogruppo Miolo. Grazie. Volevo chiedere proprio questo, nella valutazione e nel parere che ha espresso la polizia municipale, la polizia locale, scusa, la definizione di parere contrario in quanto l'ufficio postale rappresenta un punto sensibile che deve essere raggiunto in modo più agevole possibile. Le occupazioni esistenti, riporta la valutazione della polizia locale, sono già di intralcio a tale manovra e per tale ragione l'ente posti ha già formalizzato una segnalazione per il problema sovraesposto che potrebbe anche configurare interruzione di pubblico servizio. Per quanto espresso dal comando di polizia locale si ritiene che la domanda non può essere accolta. Ecco, in questo caso volevo sapere se questa valutazione è stata ritenuta non idonea e soprattutto che intralcio dà già il pediatrico del ristorante nella fruibilità dei servizi postali durante il giorno, quindi con apertura diurna. Grazie. Grazie, capogruppo Ferraro. Ci sono altri interventi? Signor Sindaco, se vuole rispondere nella facoltà. Grazie. Allora, sulla questione, allora spieghiamo un attimo cosa è successo, perché mentre sulla sentenza dell'opposizione alla sanzione amministrativa è più semplice, in un'opposizione alla sanzione amministrativa non sono messi altri soggetti, sono quelli, il soggetto ricorrente che fa l'opposizione alla sanzione e l'amministrazione comunale che la sanzione è erogata, in questo caso la polizia locale. Non era possibile all'interno di quella procedura portare il soggetto terzo rispetto all'opposizione amministrativa, quindi l'azienda sanitaria. Quindi si è formato un pregiudicato, la sentenza non andrà impugnata e come stiamo per deliberare sarà oggetto di azione esercitoria perché il giudice ha acclarato che non è la responsabilità del comune di Carlo ma dell'azienda sanitaria. Quella è pacifica. Sulla questione legata all'altra sentenza, la questione è un po' più complicata, nel senso, allora, sulla questione impugniamo o non impugniamo. Se andiamo a vedere qual è la censura che il TAR del Veneto ha dato all'atto, è una censura piuttosto articolata sotto vari profili. L'ufficio dà parere negativo richiamando il parere della polizia locale. Il parere della polizia locale richiamato non era un parere di recente conio, era un parere che la polizia locale ha dato su una precedente domanda dello stesso soggetto. Il soggetto in precedenza chiede: posso occupare tutto il flatte attico? La polizia locale è interessata all'ufficio commercio, c'è no, parere negativo. Perché? Perché se tu occupi lo spazio pubblico ostacoli la viabilità, in specifico legata al transito di veicoli che devono esercitare il servizio a favore delle poste italiane. Poste italiane si intende il servizio del postino, si intende anche il servizio bancomat, non stiamo a spiegare che il servizio del postamat non bancomat. L'ufficio interessato su questo primo rigetto, il privato non ha presentato ricorso al TAR perché era motivato dall'ufficio la relazione con il parere della polizia locale ha reso conforme alla richiesta. Di fronte alla seconda richiesta del medesimo soggetto privato, l'ufficio non interessa il comando di polizia locale per nuovo parere e richiama il precedente parere, ma la richiesta che il privato aveva fatto non era uguale alla prima. Il privato nella seconda richiesta dice: vabbè, allora mi hai dato parere negativo perché sennò ostacolo il servizio delle poste, e allora io ti chiedo l'occupazione solo tempo al di fuori dell'orario delle poste. Richiamando il parere che non era conforme all'istanza, chiaro che il TAR è andato a rigettare correttamente la richiesta di ripudiazione.
ritengo personalmente che il TAR abbia rigettato l'impugnazione. Il provvedimento era comunque stato motivato ad abbondanza, ma anche con un richiamo alla viabilità generale, quindi alla criticità legata alla viabilità generale che avrebbe potuto incidere nell'utilizzo se questo veniva dato. Come TAR, e qua anche bene argomentato, ha strutturato una motivazione che secondo me regge. In ogni caso la sentenza con atto di indirizzo di giunta era in volontà di essere impugnata, ma aveva acquisito il protocollo del Comune di Caorle, il parere dell'avvocato del Comune di Caorle che ha seguito in primo grado la questione, che sconsiglia di intraprendere l'azione di impugnazione, che anzi ravvisa che se impugniamo corriamo il rischio di vita temeraria, quindi di consapevolezza di impugnare un provvedimento che non è sostanzialmente impugnabile. Oggi cosa arriva all'attenzione? L'attenzione ovviamente una sentenza che andrà in consolidato, cioè in giudicato, e quindi che si consolida, in qualche modo costituisce precedente, giustamente come ha detto Calpufo Miolo, ma nel caso specifico, c'è un precedente su un parere erroneo. Quindi non dimentichiamo che se il parere è adeguato ed è conforme, il TAR non può rigettare un'impugnazione di quel tipo, perché è adeguato. Faccio un esempio: se la motivazione è legata al fatto che non ti do l'occupazione solo il pubblico, perché non è che traccia il servizio delle poste, perché se me lo chiede alle 8 di sera a mezzanotte, al limite traccia il servizio postamat, ma il servizio postamat viene utilizzato a piedi, non viene utilizzato in macchina, giusto? E non attraverso gli automezzi delle poste, perché quello non è un problema. In quel caso il parere che l'ufficio deve dare e il parere che deve acquisire l'armato di polizia locale è legato a un problema di viabilità generale attinente al centro storico. Questo è un primo aspetto, secondo me, positivo della criticità, perché comunque ci consente di istruire nuovamente la questione. Parte della giurisprudenza dice che una sentenza che va in giudicato sul diniego, cioè che annulla il diniego, dichiara legittimo il diniego, potrebbe costituire provvedimento. Assolutamente no, è una giurisprudenza che non tiene in nessun modo la linea granitica di quello che può essere l'indirizzo. In questo caso il TAR ha detto annullo il diniego, quindi riprende vita un iter amministrativo che sarà correttamente oggi riesperito con un'istruttoria corretta, con l'acquisizione di pareri che sono conformi alle richieste del privato. Quindi penso sia in itinere. Poi adesso sarà tutto da vedere se poi il privato, come spesso ha fatto in passato e più volte sanzionato questo privato all'amministrazione comunale, sta comunque utilizzando lo spazio pubblico senza avere un'autorizzazione, un'occupazione suolo pubblico. Questo sarà oggetto poi di verifica. Grazie, Sindaco. Passiamo alla votazione. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miolo. Sì, grazie Sindaco. È stato chiarissimo, nel senso che però 3 punti che venivano menzionati, diciamo che abbiamo approfondito bene forse il punto principale, che era quello che impediva l'accesso al... Ma di fatto poi la sentenza sembra come dire, dar ragione anche sul fatto della quantità di spazio pubblico che veniva richiesta. Immagino che sia tutto collegato, ovviamente, perché è sensato presumerlo, però quello che chiedevo era, cioè, il fatto adesso di dare un diniego adducendo a che una porzione di plateale sia già ritenuta sufficiente da parte dell'amministrazione a fronte di questa sentenza, probabilmente forse può rimettere in discussione qualcosa, cioè ci deve fare ragionare in maniera diversa, oppure siamo comunque liberi di continuare ad avere una certa discrezionalità nel reputare ragionevolmente che laddove uno abbia già avuto 8 metri quadrati di plateati che siano sufficienti per l'esercizio che sta svolgendo. Grazie. Grazie, Capogruppo Miolo. Signor Sindaco. Sì, ovviamente per ragioni di attenzione alla legge della privacy non possiamo citare il caso, ma un po' tutti lo abbiamo capito qual è il caso. Sì, confermo, perché comunque il rilascio è sempre legato, non è proprio discrezionalità vera e propria, perché discrezionalità spesso va verso l'appunto del diritto piuttosto che altro,
però comunque è legato a una valutazione più ampia e generale, quelle che sono criticità soprattutto legate al centro storico, quindi invito il mio ufficio comunale comunque ad esprimere un'istruttoria che sia adeguata anche in relazione non solo ai problemi della viabilità generale del centro, ma anche quelli comunque correlati a chi hanno vissuto un pubblico già importante. Grazie, Sindaco, ci sono altri interventi. Passiamo quindi all'8° punto all'ordine del giorno. Passiamo alla votazione, scusate. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Voti contrari? 2. Voti astenuti? Dichiamo la immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Grazie. Passiamo all'8° punto all'ordine del giorno. Il Sindaco chiede la parola. Poiché anch'io ho un impegno di natura personale per le 19:30 che sono appena passate, chiederei se possibile al Consiglio, visto che ci tengo a essere presente, di poter anticipare il punto 11 all'ordine del giorno sulle criticità legate alla possibilità del SIC marino, in modo che io sia presente alla discussione anche all'approvazione. Chiedo al Presidente del Consiglio se può mettere i voti di inversione dell'ordine del giorno. Grazie. Ok, mettiamo i voti in anticipazione del punto 11. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti, nessuno. Grazie, allora passiamo alla trattazione dell'11° punto all'ordine del giorno. Ordine del giorno sulle criticità derivanti dall'eventuale designazione di un sito marino nelle acque costiere del Veneto. Il Consiglio Comunale, richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM 2042 del 25 settembre 2017, avente come oggetto condivisione e documento completamento della rete nuova 2000 per il torsiope, sarebbe il delfino, e la tartaruga marina caretta, risoluzione insufficienze scaturite dal seminario marino di Malta svoltosi nel settembre del 2016, dal fatto che le associazioni di categoria della pesca del Veneto, Lega Porto, AGCI, Confo Cooperative e Federcopesca, analizzata la documentazione relativa al caso, si sono attivate per comprendere il significato e le ricadute di tale procedimento amministrativo in itinere e posto di recente l'attenzione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca, considerato che a seguito di una prima analisi sui documenti di cui trattasi, le suddette associazioni hanno ricavato le seguenti indicazioni. L'area designata e designabile a SIC marino comprende nella sovrapposizione per le due specie, delfino e tartaruga marina, quasi tutto il mare antistante la regione Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, entro le 12 miglia, ad eccezione di una piccola parte limitata del Golfo di Venezia. Devo dire che al limite 12 miglia sono acque territoriali, quello non. In tale area insistono le attività di centinaia di imprese della pesca e acquacoltura che sono completamente all'oscuro del procedimento in atto, che non risulta essere stato condiviso né a livello locale né a livello nazionale con i portatori di interesse, le aziende di pesca. I documenti ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, non offrono una scala temporale adeguata di informazioni per poter quantificare l'importanza di queste aree per le specie di cui trattasi o la ricaduta positiva sull'eventuale istituzione di uno o più SIC marini. In base alle informazioni in possesso delle associazioni, non esiste un protocollo di monitoraggio standardizzato di riferimento in grado di fornire informazioni attendibili ed esaustive ai fini di una più corretta, efficiente ed efficace
scelta di governance e dell'ambiente marino. Non sono note e non sono stati ricavati riscontri dalla lettura sommaria del documento ISPRA le indicazioni e le informazioni sulle necessità di tutela e le relative misure di conservazione. Nelle aree in argomento non sono presenti rilevanti siti per la riproduzione delle specie che si vorrebbero proteggere. Considerando i dati prodotti da ISPRA, probabilmente la normativa attuale di diversi settori risulta già adeguata e non necessitano ulteriori contributi normativi. Sulla base di quanto sopra si ritengono necessari, prima di assumere qualsiasi decisione, i seguenti passaggi, nei quali la Regione Veneto dovrà assumere un ruolo da protagonista. Attivare un percorso partecipato con i vari portatori di interesse e con la competente direzione ministeriale, avvalendosi del coordinamento del distretto di pesca Alto Adriatico. Predisporre quindi un gruppo di lavoro integrato in grado di valutare tra l'altro gli effetti che possono derivare dagli interventi di completamento comunicato. Verificare l'effettiva precisione ed accuratezza delle informazioni raccolte con il metodo del volo aereo, informazioni che inducono ISPRA a proporre un sito marino. In particolare per la verifica della presenza delle tartarughe giovanili nelle aree di alimentazione, considerate la loro ridotta dimensione, l'elevata torbidità della colonna d'acqua nell'ambiente marino in esame, la contestuale presenza di altre specie di dimensioni simili che vivono nelle medesime profondità. Faccio presente quindi che il documento ISPRA non si basa su constatazioni reali fatte a livello locale, acqua, profondità dell'acqua, ma si basa solo, come diciamo qua, col metodo del volo. Volando sopra una certa altezza fotografava le zone e le ombre che si vedevano sotto acqua, quindi presumibilmente quelle erano caretta, la testuggine oppure erano delfini. In realtà c'è un documento ISPRA che va al Ministero dell'Ambiente e poi deve andare a Bruxelles per deliberare, non si ritiene che abbia la sostanziale validità. E qui si propone alla Regione di verificare con uno studio più appropriato realmente, sostanzialmente, quanto l'ISPRA ha sostenuto. Quindi attivare azioni previste nei piani di azione dei GAC di Venezia e di Chioggia e del Delta del Po, che prevedono analisi e valutazioni sulle interferenze di un eventuale sito marino nelle aree costiere del Veneto. Unitamente alle associazioni di categoria della pesca del Veneto sopra menzionate, il Consiglio Comunale chiede alla Regione Veneto di promuovere la sospensione del procedimento amministrativo in atto relativo alla possibile designazione di un sito marino nell'area costiera veneta, di farsi parte attiva per l'istituzione di un gruppo di lavoro integrato nell'ambito del quale siano rappresentate le associazioni della pesca nella logica della partecipazione e del coinvolgimento dei portatori di interesse. Trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, agli altri comuni costieri della Regione Veneto e ovviamente della Regione Veneto. Questa è la delibera. Devo specificare un attimo che tutto questo progetto è partito ancora dal 2016, un congresso fatto a Malta per la individuazione delle aree marine. E ovviamente il Ministero, senza interpellare tutte le aziende di pesca, ha affidato all'ISPRA questo studio che personalmente l'ho letto ed è, per come vi accennavo brevemente prima, non si basa su dati oggettivi, si basa su fotografie, si basa su interpretazioni di figure che vedi sotto acqua, no? Senza vedere veramente se queste figure corrispondono ad altri soggetti marini oppure se corrispondono a due specie che si vogliono proteggere. Osservazioni fatte da vari pescatori mi hanno indicato, io non sono pescatore, sono figlio sì, ma non sono pescatore, mi hanno detto che i delfini
si vedono notevolmente oltre le 12 miglia, non all'interno delle 12 miglia, se non per fare danni alle reti e ovviamente sono dei predatori e quindi danni alle reti e all'ecosistema. Diciamo un'altra cosa, che questa zona SIC che viene proposta, ce l'ho solo in A4, vedete, è tutta l'area, quindi tutte le attività di pesca che vanno praticamente da Marano Lagunare fino alla provincia di Ferrara viene interdetta la pesca, vuol dire che dobbiamo trovare dei posti di lavoro a tutti i nostri pescatori e distruggere anche un'attività che insomma ormai ci ha fatto diventare grandi tutti e ha fatto nascere Caorle e tutte le zone limitrofe. Quindi ritengo che la partecipazione del Consiglio Comunale come capostipite, noi ci siamo presi la briga di fare la capostipite su tutti i comuni riveraschi, quindi chiediamo anche di mandare questa delibera a tutti i comuni riveraschi perché appoggino la nostra attività. Ovviamente Chioggia, Marano sono come Caorle, quindi anche loro adotteranno queste delibere appunto in favore della nostra marineria e anche della distruzione del nostro paese. Quindi chiedo vivamente se ci sono osservazioni, ma ritengo che sia all'unanimità di tutto il Consiglio Comunale. Se ci sono osservazioni, il gruppo Miolo. Grazie Presidente. Chiaramente daremo un voto favorevole a sostegno di questa delibera. L'unica domanda per approfondire il tema, la delibera si rivolge alla Regione, cioè si chiede un intervento da parte della Regione per sostenere un'azione che permetta sostanzialmente di rimettere in discussione questo studio menzionato dalla Regione. Con questo studio che proponiamo alla Regione e per le vie brevi la Regione ha dato ok, ecco, si farà uno studio proprio effettivo in mare, quindi chiederemo dopo anche la collaborazione di pescatori che possono portarci anche a vedere, verificare quanti avvistamenti sono e di che tipologia di prodotti marini, di pesci ci sono, perché non vengono confusi, perché la stazza può essere confusa anche dall'alto e con la turbidità a volte delle acque non si riesce a vedere. No, Presidente, lei è stato chiarissimo e abbiamo ben compreso che questo studio, per questo studio ci sono tutti gli elementi insomma, per essere rivisitato, per essere messo in discussione. Ma faccio una domanda in termini proprio di competenze che non ho capito, cioè, e qui mi pare di capire che da un lato c'è dall'Unione Europea c'è un percorso già avviato per l'istituzione dello SIC. Questo ha una competenza che si svolgerà a Bruxelles. Dall'altro abbiamo un ministero che però non viene coinvolto nella delibera che andiamo ad approvare oggi, se non attraverso la Regione. No, la Regione, la mia è proprio una domanda tecnica perché non lo so, io chiedo tutto questo. La Regione ha competenze per poter bloccare questo iter che è già stato avviato, cioè possiamo considerare, è un po' retorica perché se lo facciamo immagino che sì. Allora, non è che il congresso di Malta è partito da Bruxelles. A Malta sono andati a individuare tutte le zone SIC del nostro Mediterraneo, dell'Adriatico, eccetera, e lì è venuta fuori la proposta che poi è passata al Ministero dell'Ambiente di verificare per queste due tipologie di pesci se era il caso di istituire una nuova zona SIC nell'Alto Adriatico. Il Ministero ha dato incarico all'ISPRA di studiare, di fare questo studio, l'ISPRA ha presentato questo parere e poi tramite alcune associazioni di categoria siamo venuti a conoscenza che c'era già un progetto pronto da mandare a Bruxelles perché a settembre doveva essere approvato il regolamento di istituzione dell'area SIC. Difatti tra le domande che noi faremo alla Regione Veneto, tra le domande che noi faremo è quella di
chiedere una deroga, perché il termine sarebbe il 30 settembre. 30 settembre. Ma ovviamente non c'è tempo per fare uno studio particolarizzato di queste due specie, non c'è tempo entro il 30 settembre assolutamente. Quindi chiediamo di posticipare, come anche GAC abbiamo fatto lo stesso lavoro, di posticipare al 30 giugno 2019, addirittura al 30 dicembre, 31 dicembre 2019, la possibilità di avere questo studio fatto su solide basi che vada a inficiare quanto disperato. Appunto, sì, grazie Presidente. Volevo proprio chiederle questo. Lei dice che ha valutato solo con un metodo con volo aereo. Non ci sono state valutazioni, non sono stati fatti accertamenti, non sono venuti nel territorio a controllare, solo fotografie dall'alto. Per quello che si è potuto desumere dalla relazione che ha fatto l'ISPRA, sì, è quello solo volo aereo, come diceva solo volo aereo, quindi da questo si desumano delle ombre, come diceva lei, e con questo si è creduto necessario valutare un... Noi chiediamo alla Regione Veneto che ci finanzi questo progetto e verbalmente c'è già stata, quindi non abbiamo una sicurezza matematica, insomma, che arrivano questo finanziamento per poter fare proprio uno studio effettivo di questo, non solo ipotetico in base a quello che si può vedere. Quello che mi chiedevo è se era sufficiente e soprattutto se era legittimo accettare uno studio solo con delle valutazioni aeree tali da poi comportare anche la richiesta. Bisogna chiederlo al Ministero dell'Ambiente come mai ha accettato questo. Comunque, prego, passiamo ai voti. Voti favorevoli, contrari, nessuno astenuto. Grazie della vostra votazione.